che ne so cosa capita un altro giorno, se magari un cliente che li gira e dice, cioè, non so cosa può succedere, perché oggi è il caffè, domani cosa, cioè, magari qualcuno anche mi alza le maniche. Così ai nostri microfoni Anna, cameriera di San Fiora, non nasconde la preoccupazione che quanto accaduto pochi giorni fa possa ripetersi con conseguenze anche peggiori. È lei a raccontarci di essere stata vittima di un'aggressione da parte di un cliente del bar in cui lavora. Su richiesta di Anna di mostrare il Green Pass prima di accomodarsi al tavolo, l'uomo, nonostante fosse in possesso della certificazione verde, si rifiuta di esibirla per lanciarle poi contro la tazzina con il caffè caldo che fortunatamente non la colpisce in volto. Un gesto che coglie di sorpresa la ragazza che scoppia in lacrime. Un episodio che ha suscitato l'indignazione dei cittadini, ma anche delle stesse associazioni di categoria. Siamo rimasti sconcertati inizialmente, ma poi anche molto amareggiati da quella che è la situazione che si sta venendo a creare, dove di nuovo ci sono due fazioni e il popolo quindi diviso da dei provvedimenti che ci arrivano a pioggia dal governo. È un provvedimento tra l'altro che noi, come abbiamo sempre detto, in questo momento appoggiamo perché ci permetterà come attività di rimanere aperti anche in caso di passaggio in zona a rischio più alta, giallo-arancione. Però è un provvedimento che comunque continua a far gravare su di noi un controllo che non sempre il pubblico recepisce bene. Per il direttore della CNA Veneto è necessario ritrovare quel senso di comunità che un po' si è perso. È un gesto incomprensibile, primo perché tra l'altro è una mancanza di rispetto nei confronti di una persona, non dovrebbe mai essere fatta, ma soprattutto perché la persona si rifiuta di fare una cosa che è all'interno di una dinamica normale, naturale in una situazione pandemica. L'assessore al comune di Treviso, Alessandro Manera, riconosce l'impegno che ristoratori e baristi stanno mettendo nel far rispettare la nuova normativa in atto. Bisogna anche riconoscere che i ristoratori, quelli che hanno i bar, quelli che hanno le attività produttive, stanno facendo un grande sforzo perché capiscono anche loro che chiedere continuamente ai clienti, però questa è la norma. Per l'episodio è stata una stupidaggine, per fortuna non si è fatto male a nessuno.